Buongiorno. Buongiorno. Sono arrivati. Grazie, grazie. Poi vi giro siamo alla Quinto di Treviso e poi siamo ritornati a Casier, Casale e avete fatto il Sile. E abbiamo fatto la diagna, qua siamo venuti fuori qua da Altino, quanto più del fondo.
Cosa sto mistero qua che stavi trovando? Qua è una città, che è stata abbandonata nel 585, quando qua si è intesa tutto e che c'era la malaria e che c'era i barbari triviesi. Allora, questo è stato là dentro a una casa, perché quando chi ha abbandonato e a città i pavimenti e strade si ripestano. Esatto. Sì, no, ma mi pensavo a sapere se era dentro. Dentro. Dai che ne pazzi. Vedi sti qua, il ciclo. Esatto, i cicli, sì. Che su queste 4 strade che partiva da Altino, gli altinati che aveva questa cultura di dire chi che arriva qua deve sapere chi che ha vissuto prima qua. Sì. E ora aveva dei orti funerari e agli angoli dei orti funerari metteva ste piere. E siccome che c'era fango, gli metteva il palo perché non palo sotto per farle stare in piedi. E gli orti funerari cosa salissimo? Esatto, ognuno aveva il suo orto esatto. E faceva la sua cultura dell'orto su quel posto là, no? Uno spazio. Era qua, i morti li brusava. Non capivo. Li raccoglieva e ceneri, e li metteva. Anche perché non sapevi perché c'era così. E praticamente questo è l'orto, poi dell'orto su, dell'orto funerale. E chi che aveva skate si faceva fare a foto. Sì. A foto così, ricatti e come. E ti vedi qua si capisce, guarda, questo mi altro siamo qua in sto momento. Era qua che c'era il porto e qua arrivava le navi e qua che c'era la città, c'è tutto qua da dritto, c'era la città, no? E dalla città arrivava la strada da Roma, si chiamava Viannia, che dopo entrava in città e andava fuori, andava a Aquileia e dopo in Dalmazia. E da qua partiva a Claudia Augusta perché aveva fatto gli altri. Siamo in Isoba, pista ciclabile. Esatto, siamo in Isoba qua, no? Quella va in Germania. Per la Valsugana, sì, a casa e a Val Venosta. Nostra donna. Devi guardare, la chiesa era messa, quello che vedo qua del tempo, era messa così. No, questa qua. No, perché se devo guardare un pochettino a disposizione, è un po' come quella di Aquileia, dove c'era l'attraversamento così, a parte che aveva il cardo e il decumano, e che la chiesa era rivolta così all'inizio quando l'aveva fatta per la prima volta. Questa chiesa qua è stata fatta parlo di questa chiesa, mi parlavo qua. Quando che ai tempi come era già messa, perché così come parlavo adesso